Vedete, è un fatto di culo, Bobotta. E c'è il culo che è così, poi per il resto tutto a posto. Tira la maglietta e quindi sembra che... Amici bellini, c'è poco turnover, c'è che Lozano prima punta, vediamo bene perché... già sai. Buono? Così la prima punta la può fare in velocità, c'è subito Insigne. No, non è possibile, questo se l'è mangiato, non è possibile. No, è perché, cioè, se Fabian fa un bel movimento, il velo di Politano perfetto, e qua come puoi? Bravo Fabian! Calma. Già sta bestemmiando da solo, mannaccia, tutto cose, a bucchine male, eccetera, eccetera, perché lui lo sente troppo. Politano, c'è! Provaci Baca, bravo! Mamma mia, Maximovic il burro. Dai Ciucchi, Insigne, mannaccia. Dai, non è finita. Fabiano, più lento. Forse sono io che non ci vedo bene, ma mi sembravano 2 o 3 occasioni clamorosissime. Ah! E questo fallo di mano larghissimo non lo vogliamo nemmeno vedere al VAR. Ma benissimo. Solo in questa giornata qua ne hanno dati 5 così. 5. Ma benissimo, non ce la fate sbloccare che deve arrivare la siringa. Mamma mia. Lasciate un like se anche voi avevate avuto la sensazione dal vivo che era fallo di mano, però non ci volevate credere perché avete detto vabbè, il VAR lo avrebbe visto. Lasciate il like se anche voi l'avete pensata così, perché non ci si può credere. Dai. Bravo. Eccolo. Mannaccia, ma quando non mi fa per segnare un gol? No, tra Mario Rui e Insigne c'è difficoltà oggi. Dai, esatto, Insigne, Mario Rui, vedi, Mario Rui moschissimo, Mosciaria. C'è il Luchi. Ciucchi, no, la devi tirare, che stai facendo? E che cos'è? Michu, Ciucchi Michu. Ciumichu. Maronna mia, capite? C'è fuori gioco, no? Fuori gioco, no vabbè, perché era mai possibile che segnavamo così, dopo 40 gol fatti, non fatti. Lasciamo perdere queste magliette che si allungano e che praticamente... Quella di Di Lorenzo prima, quella di Fabian poi. No, lasciamo perdere. Bravo! Maronna mia, bellissimo. Bravo Lozano. Dai Politano, e basta! Ragazzi, un primo tempo anche buono, bisogna essere onesti, ma questo è il momento in cui voi vi dovete iscrivere al canale, cliccate quella cosa, perché tutte queste occasioni non è proprio possibile. Cioè, Napoli contro Napoli, la Serie A completamente ubriaca. Che poi è vero se ci pensi, una sola squadra in campo, come dice il mio amico Checcolino. Amico, solo lui e solo noi non siamo in grado di segnare. È così. Bravo, Napoli contro Napoli. Un po' di fazzoletto per gradire. Dai, Lozano. Dai. Kill si sta impegnando con Manu Pazzo, però non è prima punta. Lozzi, centrale, dai. Niente, oggi non c'è. Secondo me è distrutto dal gol mangiato al primo minuto, proprio psicologicamente. Dai. Ci sta. Petagna. Oh, ci ha piegato in mano. È sempre col destro. Qua se lui andava a terra era rigore. Ma è un bulldozer e non va mai a terra. Ah no, i rigori non ce li danno. Scusami Andrea. Hai fatto bene a tirare. Bravo Manolas. Eccolo. Ancora Michu, nessuno vuole tirare più. Mario Rui. Eccolo il petaglione. Grazie Andrea, grazie. Amore, Petagna. Grazie. Il portiere che non è a porta. Ecco qua, fazzoletti. Fabian come il burro. Vediamo un attimo. Il tiro dalla distanza, ok.
Che vogliamo fare? Che vogliamo fare oggi? Maksimovic. Ma questo, cioè, il fallo di mano volontario non seconda munizione, no, eh? No, non ci credo, mamma mia. Ma io lo sapete, Fabio è tutto a posto, io non è che... Ma che ha fatto qua? Niente, si è disinteressato del giocatore. Dove sta? Dove sta? Devi ammonire questo per simulazione! E non ci posso credere, perché a noi il fallo di mano non si chiama, la maglietta tirata non si chiama e questo viene e ci dà il rigore contro? Bravi! Il contatto ginocchio ci può cioè ginocchio dietro del ginocchio ci può pure stare. Ma va bene, ok, volete dare questi rigori? Benissimo, dateci anche i nostri, punto e basta. Il rigore c'era, netto. Dateci anche i nostri e facciamo 0-0. Cioè, perché sennò così non possiamo andare avanti. Eccolo là. Il fazzoletto. Quando fallisce il fazzoletto vuol dire che mentalmente siamo spariti. Buono, buono, questo è buono. Ecco no. Vedete, è un fatto di culo, Bobotta. E c'è il culo che è così. Poi per il resto tutto a posto. Tira la maglietta e quindi sembra che... Questo non è mai cartellino giallo. Non è mai cartellino giallo. Questo è perché il rigore non c'era, oppure perché l'altro rigore. Questa è compensazione della più bieca. Non è mai cartellino giallo questo. Al massimo quello di prima. Dovevi espellerlo prima per il fallo di mano. Io non ho più parole, Io non ho più parole. Non ho più parole, ve la rivedrò dopo domani con calma. Me la raccontate voi in live tra pochi minuti. Mamma mia, non chiama più i falli, mamma mia, basta però, basta, rispettateci un attimo. Siamo fragili mentalmente, facciamo schifo, facciamo pena, ma rispettateci. Mamma mia, Maksimovic, mamma mia, che partita di merda. Dai, Llorente, dai. Uno che tira a porta, niente, uno schifo. O mettiamo uno cross buono, che teniamo le due torri, un cross buono. Era buono, chi era buono. Devi andarci duro su quel pallone, Maksimovic, sei un ciuccio. Dai, no! Io sono un uomo disperato. Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo. Estrazione a sorte, si chiama giveaway. Da Brooklyn, Saverio Solido, non mi ricordo.